Ha fatto l'anno orribile, Nemo profeta in casa, in patria, e ho detto ai dirigenti di allora, io vi farò una squadra, la porto più in alto dove siete arrivati voi.
cominciare. Buonasera agli amici che ci seguono da YouTube, pronti a vedere questo match di Serie A2 tra Futsal Cornedo e Energy Saving Futsal. Buongiorno da Cristiano Tommasi e da Daniele Lele Gonzato qua con me. Sì, oggi abbiamo già una prima defezione importante, no? Abbiamo una prima defezione, ci ha tradito il buon Nicola Ciardi scegliendo un altro sport. Lo perdoniamo perché sappiamo la Serie A1 dell'hockey e le capacità della nostra squadra del Trissino di essere stata al vertice delle classifiche europee. Noi siamo pronti a iniziare questo match, vediamo il Cornedo che oggi ha tanti assenti perché squalificati, qualcuno anche infortunato. Sono assenti infatti il capitano Thomas Grigolato, il bomber Fabrizio Amoroso, Murga, Boscoro infortunato appunto e Tibaldo, quindi 5 assenti importantissimi nel roster del Cornedo, di conseguenza anche tanti giovani in campo e convocati oggi. Ci prova subito, dopo pochi secondi, l'Energy Saving con una conclusione da parte del numero 17 ospite Colletta. Ovviamente dall'altra parte Energy Saving invece con uomini pronti a dar battaglia qui a Cornedo. Ha bisogno dei 3 punti l'Energy Saving per riavvicinarsi ai playoff. Cornedo invece che è imbattuto dal 15 marzo scorso e quindi oggi ha una bella battaglia, Lele. Sì, allora innanzitutto vi saluto e voglio scusarmi per la voce non ottimale, ho fatto miracoli per poter essere qui oggi a fianco di Cristiano, quindi parlerò meno possibile. No, parliamo il giusto, cerchiamo di essere come sempre obiettivi in quello che vediamo. Ovviamente magari qualcosina accelereremo dal punto di vista vocale perché siamo di casa e quindi... Sì, abbiamo qui a fianco anche il presidente dell'Energy Saving che è qui con noi. Una graditissima presenza che abbiamo ospitato nella nostra pizzonaia e quindi dobbiamo essere assolutamente imparziali. Prima palla toccata anche da Petkovic, il portiere oggi schierato da mister De Andrade. Ci prova una conclusione ancora Cailotto. In campo Cornedo con Zini, Pacchi del Gaudio, Nicola Amoroso e Cailotto davanti appunto a Petkovic. Per l'Energy invece c'è Montrasio, sicuramente uno dei candidati a essere protagonista oggi insieme al numero 14 Ghina. Vediamo l'Energy Saving oggi schierato con una maglia completo bianco, pantaloncini rossi. Cornedo invece con il classico blu amaranto. Angolo battuto con la possibilità di tiro adesso da posizione molto defilata. Sempre il numero 17 Colletta, uno degli uomini che sta bene in casa Energy Saving. Qui ci pensa il portiere Casassa, classe 92, a mettere in fallo laterale, quindi rimessa per il giovane Nicola Amoroso. Cornedo reduce in settimana da una qualificazione super storica in Coppa Divisione semifinale, battendo l'L84 4-3, squadra di A1. Vediamo Ghina, ci prova e la conclusione col sinistro non trova lo specchio. Una grande occasione. La nostra buona sorte, la palla è uscita. Adesso Zini non riesce a concludere questa azione offensiva, riparte allora l'Energy con ancora Ghina per Montrasio, 1 contro 1 con Peck. Bravo Zini a rientrare, mettere la palla in fallo laterale, subito ritmi alti, vero Lele? Sì. Come era anche prevedibile, la squadra avversaria ha impostato da subito un ritmo molto alto per mettere in difficoltà la retroguardia sguarnita, diciamo così, oggi del Futsal Cornedo. Sì, mancano i 2 centrali, quelli... Sicuramente ci affideremo a sti cambi di ragazzi giovani anche per un buon test per vedere il livello cui sono, visto che hanno già vinto il loro campionato Under 19, il loro girone, ed è la 5ª volta di fila che succede. Sì, abbiamo tra i convocati 2 ragazzi classe 2009, Alessandro Tommaso e Dal Pezzo Francesco, prima presenza per entrambi convocati
prima squadra, ne ha ancora 17 perché entrambi hanno 16 anni. Quindi una palla lunga tentata da Petkovic per Cailotto che non riesce a controllare di testa, e allora riparte con le mani Casassa. Abbiamo detto probabilmente, viste anche le assenze, sarà la squadra ospite a fare la partita e ha bisogno tremendamente dei 3 punti per rientrare nel treno playoff. Ovviamente Cornedo, lui ci vuole rimanere in quel treno playoff, oltre al fatto di mantenere l'imbattibilità, sarebbe una bella cosa. Boschetto adesso è entrato anche lui in campo col mancino, prova una palla a Cailotto, non trovando però Pacchi del Gaudio, ci prova allora con nell'1 contro 1, una gran giocata ancora da parte di Coletta. La palla scivola alle spalle del numero 30 per la nostra buona sorte. Sì, il capitano Sardella, che non è riuscito a trovare, per fortuna del Cornedo. Sono anche tra le loro file un paio di fuori categoria, chiamiamoli così, nel senso che è un lusso per questa Serie A2 e giustamente tutte le squadre hanno in rosa dei giocatori che assolutamente possono fare la differenza. Sì, su tutti abbiamo detto Ghina, grande esperienza, ovviamente Sardella, il capitano, Montrasio che è il loro capocannoniere con 18 reti. Dal canto nostro appunto parlo di Cornedo, dico manca Bomber Amoroso, 21 reti per lui in campionato, qua con noi a assistere alle gesta del figlio. Ancora Sardella ci prova con uno scarico dietro Revitali, ha trovato la difesa di Cailotto, quindi ancora rimessa laterale in zona offensiva per l'Energy Saving. Oggi connection Lombardia-Veneto, viene fischiato un fallo a Pacchi a palla ferma. L'arbitro mette tutti sì, cerca d'accordo. di mettere d'accordo, tutto non ha ovviamente dato un fallo, ma ha cercato di fermare il gioco e qui c'è conclusione di prima ancora Lunga la palla. da parte dell'Energy, grande recupero palla con Del Gaudio, Un'ottima occasione scippata. grande palla, gol per Del Gaudio, tu per tu con Casassa. Non così freddo come lo è stato martedì sera. Sì, Pacchi Del Gaudio è stato uno dei protagonisti del quarto di finale di Coppa Divisione con l'LG, sì scusami, con l'L84. Altra buona opportunità. Attenzione, ancora ci ha provato col sinistro, non è riuscito, attenzione qui però c'è un fallo e c'è già ammonizione. La prima Giusta. ammonizione della partita, Pacchi Del Gaudio. direi sacrosanta. È un peccato perché abbiamo avuto 2 ottime opportunità, tu per tu col portiere. Sì, Boschetto non è riuscito col sinistro a trovare la conclusione, da lì ripartenza veloce da parte dell'Energy Saving e fallo speso e giallo per Pacchi Del Gaudio, prima monito del match, 16:02 il cronometro alla fine del primo tempo e quindi calcio di punizione con Ghina e finta, grande conclusione da parte di Colletta. Mamma mia che sul palo, primo ragazzi. palo e palo l'ha centrato, Palo non ha centrato la porta. Grande occasione anche qui. Ci prova ancora con una conclusione da fuori, sempre Colletta, e qui invece Boschetto non aggancia il rinvio veloce di Petkovic. E altra azione offensiva che sfuma da parte del Blu Amaranto, super rimaneggiati oggi. Spicca la fascia di capitano a Cailotto, classe 2004. Diciamo che è il più anziano. Esatto, uno dei più esperti sicuramente, e qui da quando è piccolino ha fatto tutte le trafila. Grande parata. Ancora una grande parata di Petkovic, conclusione di Moratelli. Allora speriamo proprio che anche quest'oggi i portieri siano la nostra squadra i protagonisti, come Sì, ne perché sono stati martedì.
Infatti in settimana sarebbe già una gran cosa limitare i danni e provare a pungere in contropiede. Un paio di occasioni le abbiamo avute, ovviamente saranno molto di più quelle del nostro avversario odierno. Sì, abbiamo detto insomma l'andamento iniziale della partita è proprio l'Energy che spinge, Cornedo che prova a ripartire, cercare di costruire qualcosa per impegnare Casassa. Il livello tecnico in campo oggi particolarmente è sbilanciato a favore degli ospiti. Ma noi non demordiamo, la fiducia comunque c'è. Bella battaglia qui tra Cailotto e Ghina, sì, anche a livello Ghina, fisico, scusami, e capitano Sardella. A livello fisico è un po' sbilanciato su Sardella, però sappiamo che non molla mai neanche Cailotto. Qui Pacchi recupera un bel pallone, prova a costruire qualcosa lui, grande lotta, ancora Pacchi del Gaudio col sinistro, ancora Casassa e poi ancora Pacchi, prova un recupero palla alto con Narciso, entrato anche lui che cerca di aiutare proprio Del Gaudio, quindi prende ossigeno l'Energy Saving, prova a ricostruire da dietro sempre con Coletta a cercare Sardella, ancora Coletta, si prova col sinistro, Petkovic ancora. Sarà ovviamente una partita per deboli di cuore, soprattutto per i tifosi Futsal Cornedo. Qui una bella verticale Zini Narciso, trova però il numero 2 del Cornedo. Cailotto tiene palla, ancora Narciso, Cailotto e palla che termina fra laterale, l'ultimo tocco da parte del capitano Sardella che adesso esce. Abbiamo un under 17 e un under 19 in campo. Esatto, tu Lele che li conosci bene. Conosco molto bene. Grande qualità, ma ovviamente mancanza di esperienza assoluta. Se la faranno, se la stanno facendo a iniziare proprio da oggi. Vediamo, tentano un pressing alto adesso gli uomini di casa. Montrasio riesce a girare Cailotto e poi il contrasto che la dà vinta a Cailotto e quindi palla. Oggi serve un'applicazione feroce su ogni pallone. Bella palla qui, attenzione da Alessandro, non trova la palla. Ancora Nicola Amoroso recupera la palla alto, ci prova a sinistro, la palla rimane lì su Casassa che blocca a terra. Come abbiamo detto, Cornedo che ovviamente è chiamato a non mollare. Qui viene dato un fallo. Siamo a 3. Cailotto, sì. Siamo a 3. Cailotto oggi chiamato a lavoro triplo probabilmente, senza i centrali Grigolato e Burga. È quello che non sa nessuno, oppure lo sappiamo noi addetti ai lavori, è che purtroppo Nicolò ha un piccolo risentimento di pubalgia, per cui non è certamente al 100%, anzi tutt'altro. Quindi sta facendo un sacrificio grande per questa squadra, per i suoi compagni. Purtroppo chi non è squalificato oggi è chiamato ad essere in campo e giocare. Adesso è una punizione veramente pericolosa, da una zona di campo che per un destro è micidiale. Vediamo Coletta, gioca su Sardella, la palla è alta. Petkovic gioca da dietro con le mani. Ancora 0-0 a palla De Gaspari tra Futsal Cornedo e Energy Saving. E attenzione, rischio grosso. Cailotto Amoroso. Non bisogna mai giocare palle in leggerezza oggi, assolutamente. Zini. Come questa, a poco starci. Bravo Zini che in ogni caso ha tentato di recuperare, poi la perde in un secondo momento sull'attacco di D'Amico. Montrasio, ancora D'Amico. Lo scambio corto e ragionato da parte degli ospiti, con Zini che va in pressione, vorrebbe una rimessa laterale che però non è così per l'arbitro. Amoroso e Zini provano una pressione alta, ancora D'Amico porta la palla sul sinistro, ci prova, c'è una direzione, riparte allora il Cornedo con una verticale per Zini che rientra sul destro e ancora Zini. Noi sappiamo è mancino, non se ne è sentita di calciare col destro.
ancora con l'Amoroso, prova invece lui col sinistro, lui che mancino non è. Allora Cailotto per Zini, non tiene il controllo del pallone davanti a Mister De Andrade, rimessa laterale per il Cornedo, ancora Zini a cercare D'Alessandro, ancora Zini, volevano un contatto qui, molto anche sospetto. se fosse La nostra postazione, ti dirò, ci stava un fischio, una punizione, non doveva era, esserci, non era sì, scandaloso. doveva esserci la spinta da dietro, non vista dagli arbitri. Un altro recupero alto di Amoroso, bravo ancora Montrasio a dare una palla al numero 15 Moratelli, e Zini ancora riesce a respingere questo attacco laterale. Una rimessa già battuta, ci prova ancora l'Energy con il numero 11 Nasta, palla alta adesso Montrasio, mette giù D'Amico, Nasta, D'Amico, 1 contro 1 Montrasio, e prova ancora ma non riesce, 1 contro 1, recupera Zini e ancora Casassa, Joshua Pretto, Nicola Amoroso col destro alto, però Lele bene, cioè provano nonostante le difficoltà, provano. Io sto guardando ammirato i nostri ragazzi perché non disdegnano, non rinunciano a creare pericoli all'avversario nonostante le difficoltà. Amoroso, Joshua Pretto, Il momento bravissimo il loro estremo difensore a neutralizzare ogni tentativo di ripartenza e di occasione nostra. questa prima metà del primo tempo, portieri assolutamente protagonisti da una parte e dall'altra, Petkovic e Casassa. Sono d'accordo, supremazia territoriale di possesso palla avversaria, ma grandi occasioni anche per noi, importanti davanti al numero 33 Casassa. Numero 33. Joshua Pretto di testa anticipa Sardella, e allora Boschetto col mancino, 1 contro 1 con Ghina. Ritorna indietro, Joshua Pretto. Allora Del Gaudio prova ad andare sul sinistro, palla persa, recupera Amoroso, Pretto voleva una giocata centrale, non si sono capiti, Troppo difficile. non si sono capiti Pretto e Amoroso. Palla alta adesso, Sardella prova il controllo, non riesce. Rimessa laterale in zona pericolosa per l'Energy Saving. 10:06 al termine dell'intervallo, al termine del primo tempo. Siamo quasi a metà del primo tempo. Siamo quasi a metà. Sì. Eccolo il gol. Incredibile. Questa è sfortuna. Vantaggio ospite. Vediamo chi ha fatto. Comunque un autogol alla fine. 1-0. Previtali. Su tiro di 22 Previtali. Previtali dalla rimessa laterale. 1-0 per Energy Saving. Allora approfittiamo di questa pausa e Sì, ovviamente è chiamato time out da Futsal Cornedo per ordinare un po' le idee. diciamo che è tornata indietro la fortuna di prima sul palo. Sì, esatto. Palo. Il gol è arrivato su una rimessa laterale battuta da Previtali, deviata da un uomo del Cornedo. Petkovic non ha potuto niente. Mi pare Forse Pretto. Sì. Quindi si ricomincia dal centro con Pacchi Del Gaudio, Amoroso che però non controlla. Allora Cailotto tenta una giocata laterale su Boschetto, a lei lunga, riparte Casassa con le mani. Costruisce l'Energy Saving, Previtali verticale a cercare Ghina.
Palla è lunga, termina dalle parti di Petkovic. Cailotto per Boschetto, ancora Cailotto, la vuole Amoroso sul lato destro d'attacco, ricostruisce Pachi del Gaudio, ancora Cailotto, vuole un movimento che però non c'è da parte di Boschetto e quindi è costretto a ripartire da dietro con Petkovic, cerca una palla alta, attenzione, non arriva Pachi del Gaudio, ma poi riesce Casassa con le mani a far ripartire un'altra palla lunga su Sardella che non trova la palla, quindi di nuovo Petkovic, gioca basso per Nicola Amoroso, Cailotto per Boschetto, ovviamente adesso il ritmo che si è un pochino spento anche in virtù di quel gol che lei ha sbloccato il match. Bravo Nicola Amoroso, nonostante ormai era in difficoltà, bravo ancora a giocare il Futsal Cornedo, qui però palla viene persa e c'è, questa volta è tutto suo, il gol di Previtali. Raddoppio ospite con il numero 22 Previtali. Questa volta è tutto suo, non c'è deviazione, c'è una conclusione sul primo palo dopo un recupero alto, battuto Petkovic. 8:42 all'intervallo, 2-0 Energy Saving. Il nostro meraviglioso pubblico tenta di sorreggere, di spingere i nostri ragazzi. Vediamo, abbiamo perso una palla veramente sanguinosa sulla linea. Si hanno giocato un po' troppo col rischio su quella serie di passaggi vicino alla porta di Petkovic, alla fine è arrivato il recupero alto di Previtali su Cailotto e la possibilità a quel punto di andare in conclusione davanti a Petkovic. Amoroso, Boschetto, Cailotto, non riesce ad andare via Sardella, quindi rimessa battuta veloce. C'è la conclusione ancora da parte del numero 17 Colletta, stavolta alta. Cailotto e Petkovic chiamano i compagni a dare qualcosina in più. Amoroso, cercare Pachi del Gaudio, c'è deviazione da parte degli ospiti dei Brianzoli. Nicola Amoroso, rimessa per Pachi del Gaudio, ancora Amoroso che non riesce, si fa rubare palla da Ghina si prova da solo e adesso c'è fallo fischiato a Nicola Amoroso. Un fallo che reputo molto discutibile, fischio che si poteva evitare, visto anche la linea intrapresa proprio dalla sezione arbitrale per il nuovo corso del futsal, cui far scorrere proprio il gioco è la priorità. Quindi terzo fallo Cornedo, uno invece per gli ospiti Sardella e Ghina, scusate, sono sulla palla i due uomini di grande esperienza dell'Energy Saving, tentano ora con questa punizione, chiamano schema Ghina e c'è la parata di Petkovic, fallo laterale, quindi Futsal Cornedo che riparte, scusami, laterale a favore dell'Energy Saving, parte una conclusione di Sardella dopo il tocco di Colletta, c'è deviazione, c'è rimessa laterale ancora per gli ospiti, Ghina, Colletta prova ad andare sul sinistro, non trova la porta, altra palla gol importante però per l'Energy Saving, 7:40 all'intervallo, alla lunga a cercare ancora Del Gaudio, non arriva neanche in questo caso sulla palla di Petkovic, dall'altra parte risponde Casassa per Montrasio, prova a girarsi, bravo Joshua Pretto col fisico e Amoroso passa in mezzo alla difesa dell'Energy, ora Pachi va al recupero, indietro Joshua
Conclusione Montrasio, fallo laterale Joshua Pretto, classe 2006, un altro dei giovanissimi cresciuti di casa. nel nostro vivaio. E come dico Nicola, sta mettendo la testa a posto, sta mettendo la testa a posto. È vero, dobbiamo dar merito a Joshua per aver intrapreso un percorso davvero sportivo. Ancora amoroso, da grande lottatore, il sangue del resto c'è. Sì, buon sangue non mente. Con l'amoroso Pachi che sbuccia la palla. Ciancicata, come si dice in gergo. Esatto. E quindi Casassa con tutto il tempo. Allora, senza voler togliere nulla agli avversari, sono di grande spessore e di valore. Resta un po' l'amaro in bocca per quelle 2/3 occasioni veramente nitide a tu per tu con il loro numero 33 che non hanno sortito effetto e che forse avrebbero dato una dimensione diversa a questo risultato penalizzante per noi in questo momento. Sì, ovviamente abbiamo detto non deve essere una scusante il fatto delle assenze, però a livello tecnico si vede una differenza importante, l'esperienza sta vincendo in questo momento qui sul campo del Pala De Gasperi. È entrato anche Dal Pezzo, anche lui ragazzo giovanissimo, classe 2009, 16 anni anche per lui. Grandissimo talento perché è uno dei ragazzi più promettenti del nostro vivaio. Qui palla per Montrasio e il bomber non sbaglia. Ha segnato il numero 19, Montrasio Davide. Arriva il 3-0. Il risultato si fa veramente troppo pesante. Diciamo che ad ogni ripartenza loro sicuramente sono pericolosissimi. Quello che purtroppo si temeva, che andando alla ricerca di un eventuale pareggio ci sbilanciamo in avanti. Zini per Carta, è entrato anche lui in campo, Carta col sinistro. Carta è un altro giovane, classe 2007, ha trovato già un gol quest'anno. Sì, l'unico gol in campionato sul 6-0 del Villorba. Esatto. Ovviamente il pubblico prova un po' a accendere i giovani del Futsal Cornedo. Qui gioca l'esperienza Nasta. Sì. Si appoggia sul ragazzino e lo sbilancia. Anche se la tifoseria vorrebbe il fallo, non viene fischiato. In questo momento in campo ci sono Pretto, Zini, ci sono Carta e Dal Pezzo. E possiamo dire che il più, diciamo, vecchio ha 18 anni. No, in realtà ne ha 21, ne ha 20. Vista da un'altra angolazione è un orgoglio, un vanto. Ovviamente sì. Se parliamo di punteggi, di classifiche, non è proprio la cosa migliore da fare, ma però noi oggi sapevamo che la partita era estremamente complicata e difficile e vogliamo vedere in azione i nostri giovani del vivaio. Sì, il grande obiettivo è vedere i giovani come stanno crescendo e se sono adatti a lottare anche a questi livelli. Esattamente. Il responso del campo è l'unico che può darci una risposta certa. Grande palla in diagonale di Nasta, non ha trovato uomini sul secondo palo e allora ci prova a ripartire il Cornedo, niente, recupero alto ancora da parte dell'Energy Saving con il numero 15 Moratelli, ha giocato ora su Odierna, è entrato anche lui, classe 2004. Intanto siamo arrivati a 5 minuti più o meno dalla... Sì, 5 minuti e 04, 03 adesso. Parte Zini. Prova Zini, da solo contro 3, viene messo giù e questa volta c'è fallo. Finalmente fischia un fallo. Mi spiace dirlo, ma in un paio di occasioni siamo stati penalizzati oltremodo.
Qui c'è una punizione adesso con Cailotto e vorrei mettere giù lui la palla, prova anche a confrontarsi con la panchina per capire come comportarsi. Entra anche Pacchi del Gadio proprio su Zini. Sì, Pacchi per sfruttare il suo mancino e la sua forza nel calciare in porta. Vediamo se sarà sufficiente per scardinare, per violare la porta ospite quest'oggi. Secondo fallo degli ospiti, 3 invece per il Cornelo in questo primo tempo. Vediamo Pacchi del Gadio se va direttamente per la porta. Sì, bravo Cailotto. E allora arriva il gol del Futsal Cornedo, Niccolò Cailotto. Bella la conclusione da parte del numero 5, oggi capitano, quindi soddisfazione doppia di classe 2004. Allora direi che questo gol è estremamente meritato, fuori. Qui Nastano Per controlla. la serie di occasioni che abbiamo avuto, per l'atteggiamento corretto che abbiamo avuto nella partita, anche a dispetto di qualche ingenuità. Attenzione Zini per Cailotto che ci prova ancora. Bravo al volo. E viene chiamato time out. E quindi time out 30 secondi anche per noi. Allora Lele, abbiamo trovato almeno il gol di questi giovani. Niente da dire. Spiace per un paio di occasioni che abbiamo avuto, ma stavo parlando col presidente, sì, che è qui con noi, il presidente dell'Energy. Il dottor, no, il nome suo, il nome del presidente. Ucci Angelo, che salutiamo, vi saluta in diretta da Cornedo Vicentino. Sì, salutiamo tutti gli amici che ci seguono. Tutti gli amici che ci seguono anche da Pulciaro, che sono tanti immagino. È ripreso il gioco con China. Vediamo se questo gol servirà a dare un po' la scossa. Ma Cailotto con una spaccata incredibile ha anticipato Sardella che poi tenta di andare a recupero, un po' troppo aggressivo per il duo arbitrale, quindi altro fallo degli uomini. Ah, che brutta palla. Che però viene battuta male da parte di Cailotto e quindi recupero dell'Energy che gioca sul numero 24 Odierna. Rimessa laterale Cornedo. Comunque io sto vedendo un ottimo atteggiamento dei nostri giovani, anche proprio a livello fisico, anche se il gap è chiaramente importante, però stiamo tentando di giocare e poi ci sono queste piccole imprecisioni che non si dovrebbero fare, ma è solo il campo e l'esperienza che accumuli giocando che ti fa migliorare. Dopo ovviamente manca anche tutto quell'aspetto legato ovviamente all'esperienza, ma anche a una pressione costante che può avere un uomo che tanti anni che frequenta i parquet, quindi ci sono momenti dove c'è un po' di smarrimento che è ovvio, insomma, quando mancano i riferimenti. Ora ci prova Zini. Bravo Carta, anche lui non al 100%, diciamo. Anche lui un po' in difficoltà fisica, però ancora provano una pressione alta, giocano basso, ovviamente alla ricerca del pivot, in questo caso Montrasio che mette giù ma non trova ancora la palla. Raddoppio importante da parte di Narciso. Cailotto, Narciso. Stanno dimostrando assolutamente personalità questi ragazzi. Bravo Narciso.
Parte ancora da dietro con Cailotto, pressione anche dell'Energy fatta bene, con le giuste misure, infatti Cornedo che fa fatica a uscire, adesso ci prova, Cristiano Carta per Cailotto, ancora Carta, mancino anche lui. Oggi posso dire che 3/4 dei ragazzi li ho allenati anch'io un po', e quindi è ancora più un vanto che per me. Mi piace vedere che tutti questi ragazzi stanno andando avanti. Sono da libro cuore quasi. Sì. Però Cornedo è questa. Cailotto ancora dietro dal pezzo, Narciso. Prova Del Gaudio, chiama una chiamata da dietro. Cailotto dal pezzo, bravo, l'1-2. Palla però leggermente alta. Un po' fuori misura. È una giocata che però dal pezzo sa fare quella. No, vedi 1-2. Cristiano, non disdegnano di giocare, non la buttano via, cercano di giocarla la palla, cercano di fare le loro cose, quelle che sono capaci. E questo è un ottimo segnale in vista futura in ottica. Sì, è quello che ovviamente si spera di vedere tutta la società, ma che ovviamente oggi mister De Andrade ha chiamato questi giovani per appunto provare anche in prospettiva futura. Qui c'è una palla alta, clamorosa traversa colpita da Montrasio che ha anticipato nettamente di Luca Petkovic. Attenzione perché si tocca la testa, perché probabilmente ha preso il colpo, adesso l'ha sentito. È un colpo in testa, è sempre pericoloso, quindi meglio fermarsi. Sì, abbiamo visto che il replay c'è stata questa palla alta con diciamo, il tentativo di anticipare Petkovic da parte di Montrasio, c'è riuscito, la palla ha toccato la traversa, ma c'è stato lo scontro con Petkovic, quindi sì, il colpo l'ha sicuramente tutto, subito. Lui è arrivato in anticipo con la nuca, diciamo una parte della nuca, e mentre Petkovic leggermente in ritardo l'ha toccato proprio nella testa. Poteva starci forse anche una sanzione, ma è sempre una decisione difficile per gli arbitri. Speriamo invece che non sia niente di grave per il ragazzo ospite. Nel frattempo manca 1 minuto e 51 sì, al termine del primo tempo, quindi all'intervallo. È avanti l'Energy Saving 3-1. Guarda Cristiano, noi ci siamo detti tra noi dirigenti, tra noi addetti ai lavori. Quindi oggi il miracolo sarebbe portare via un punto ed è ben difficile. Si rialza Montrasio. Facciamo gli applausi al numero 19 ospite. Però ci siamo anche detti che oggi dobbiamo uscire dal campo a testa alta, soprattutto con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per limitare l'eventuale passivo e per aver dato anche qualche grattacapo alla loro retaguardia. Finora è così. Sì, finora hanno rispettato sicuramente le aspettative, capitanati da Cailotto e con l'esperienza di Pachi Del Gaudio. E ancora Amoroso tenta una parallela che non arriva, rimessa battuta veloce da Narciso, Pachi Del Gaudio si gira, non prova la conclusione, Amoroso allora all'1 contro 1, palla sul sinistro e poi chiusura e ripartenza veloce con Ghina che cerca per Vitali, riceve proprio il numero 22 che si porta la palla sul sinistro, fuori. Non viene dato rimessa laterale, allora può ripartire ancora il Cornedo con Amoroso, 1 contro 1, si accentra e tenta una conclusione, allora Narciso costruisce, Pachi Del Gaudio, Narciso si allarga qua sotto, tenta lui allora l'1 contro 1, riparte con Cailotto, Pachi Del Gaudio si accentra, non prova neanche questa volta la conclusione, allora Nicola Amoroso prova lui l'1 contro 1, riesce su Vitali. È tutta chiusa la retroguardia ospite, molto difficile. Molto chiusi. Alla conclusione in maniera limpida. L'Energy che ha fatto una gran partita nel primo tempo, ha trovato i 3 gol, adesso sta ovviamente gestendo il finale. Bolletta ancora in palo laterale, 28 secondi al termine del primo tempo. Esce fuori dall'impianto. 20 secondi, vediamo se riusciamo a imbastire
l'ennesima possibilità. Prova l'ultima sortita offensiva il Foggia Cornedo, Amoroso, Narciso e poi va a commettere lui fallo sul portiere quando in precedenza avrebbe voluto. C'era un'ostruzione evidente non fischiata e questo lui è fallo senza ombra di dubbio, ma prima c'era probabilmente un'ostruzione di Moratelli proprio su di lui. Quarto fallo Cornedo, ma mancano 9 secondi. 10 secondi. Vediamo Narciso, recupero ancora, 1 contro 1. Niente, la palla ancora in fallo laterale Abbiamo respinta. l'ultimo tiro se riusciamo a farlo. 2 secondi, 1, Amoroso non controlla bene, alla fine termina il primo tempo. 3-1 per l'Energy Saving. Allora, fine della prima parte di gara, punteggio 3-1 in favore degli ospiti. Ma bravissimi i nostri ragazzi, forza Cornedo! Detto solo questo, sì. Devo smossarlo. No.
Ed eccoci qui allora per il secondo tempo di Futsal Cornedo Energy Saving Futsal. Il primo è terminato 1-3 per gli ospiti che hanno trovato le reti con Previtali, la doppietta del numero 22 ospite, poi il 3-0 con Montrasio, e poi nella seconda parte del primo tempo è arrivato il gol di Cailotto ad accorciare le distanze per gli uomini di casa super rimaneggiati. 5 assenze importanti nel roster, abbiamo visto giocare anche molti 2009, un paio di 2009, abbiamo 2008, 2007, insomma ragazzi giovanissimi. Riparte il secondo tempo con Cailotto centrale, Zini e Nicola Moroso e Patti Del Gaudio, l'unico uomo di esperienza oggi in campo per il Blu Amaranto di casa. Per l'Energy dentro ancora Montrasio che ha trovato il gol, poi anche un leggero infortunio per lui, ha recuperato e quindi è regolarmente in campo. Palla dalle mani di Peck su Zini, col Mancino a cercare Del Gaudio, scambio tra Mancini, quindi Nicola Moroso, Cailotto, 1 contro 1 di Zini sulla destra del campo, prova a far passare una palla, Del Gaudio si lancia ma non trova l'impatto col pallone, quindi Casassa riparte cercando ancora il fisico del bomber Montrasio. Eccomi, sono tornato dopo una sosta ai box. Sì, sosta alcolica. Alcolica. Birretta per Lele oggi. Sì, avevo una birra in sospeso con un amico che ha prontamente pagato. Energy Saving che prova da dietro, costruzione. Buono qui l'1-2 con Odierna e Montrasio, non si chiude, c'è comunque deviazione di Amoroso e quindi rimessa laterale. Ci prova con una palla lunga ancora Odierna su Montrasio, costruzione che allora è affidata da dietro al portiere Casassa a cercare Previtali, uomo oggi bomber di giornata con Montrasio che prova lui a girarsi con il destro, bravo Petkovic, e allora parte un 2 contro 2, rientro però veloce dell'Energy, Zini e Montrasio con calma fa ripartire Previtali, ancora Montrasio, ora c'è l'1 contro 1 qui ma anticipa con una conclusione di punta Colletta. Altra giocata alta di Petkovic ma troppo lunga, Del Gaudio non voleva quella palla, allora Casassa va lui anche sempre lunga, però qui Montrasio bravissimo, abbiamo un fisico diverso. Sì. Montrasio grande fisico, Zini prova, Zini può tirare e segna. Secondo gol del Futsal Cornedo, Leonardo Zini. a questo punto partita riaperta qui con il gol di Zini, numero 11, classe 2005. Si rifà sotto la nostra formazione Per Zini che in quanto gol numero 13 in campionato. ha coraggio e ha spregiudicatezza, non ha niente da invidiare a nessuno. Abbiamo detto, insomma, ha chiamato il Cornedo a un appello oggi, cioè quello di lottare nonostante le 5 assenze fondamentali. Quella lotta non è mai mancata dal primo minuto, già sullo 0-0 se non intraviste belle giocate, belle occasioni, è stato bravo Casassa, poi sono arrivate le 3 reti da parte degli ospiti e Cailotto e Zini invece l'hanno un po' riequilibrata adesso, non del tutto, il risultato è 2-3, però il Cornedo c'è. Pacchi Del Gaudio, recupero alto con Odierna riesce a tenere la palla in campo e allora riparte con Previtali. Colletta 1 contro 1, va via molto bene. Grande numero.
Ancora Colletta in mezzo a tre, non trova, bravo Boschetto con Del Gaudio. C'è il tocco da parte di Previtali, è rimessa, no, forse è rimessa Energy, sì. È rimessa Energy da dietro, Colletta, Previtali. Posso dire, questa è una cosa che se fossi stato giocatore mi farebbe incazzare moltissimo. Cioè, non poter riscaldarsi perché si deve star seduti, la trovo un'assurdità. Cioè, dovrebbero guardare a cose Sì, spieghiamo cosa sta succedendo, perché ovviamente da casa non vedono. C'è stato un richiamo da parte dell'arbitro di linea, dalla parte diciamo opposta alla nostra, che richiamava appunto i giovani del Cornedo che stavano scaldando, perché non possono stare in troppi, ma solamente 2/3. E quindi gioco che è ricominciato. Odierna riesce in qualche modo a servire Colletta, che va in palla alta per Sardella, ma Cailotto bravo in anticipo, riceve anche i complimenti da parte di Petkovic. Rimessa a Brianzola con Ghina all'indietro, grande conclusione del numero 15 di prima, Moratelli, bravo anche Petkovic a terra a deviare il fallo laterale. È una bella partita, Lele, sì. Nonostante tutto, nonostante appunto... Io ti dico da vecchio presidente, sono molto soddisfatto di questi ragazzi. Amoroso Del Gaudio, 2 contro 2, bravo Amoroso che ha un po' l'illusione del gol, la palla invece tocca esterna della rete. Bravissimi anche qui, veloci nella ripartenza, insomma una delle caratteristiche di tutto il settore giovanile del Cornedo è proprio la velocità di gioco, nel recupero palla e attacco immediato. Anche qui vedi il pressing è molto spregiudicato da parte del Futsal Cornedo, che non ha niente da perdere giustamente. Poi la partita è comunque una bella partita, non ci sono stati grandi interventi. Devo sottolineare l'estrema correttezza dei giocatori di ambo le parti in campo, e questa è una cosa bella che fa onore a questo sport. Stiamo vivendo una giornata diciamo quasi primaverile, un po' per il clima e un po' anche per il gioco, qui ancora bravo Petkovic su Sardella, poi palla lunga, quindi è messa ancora ospite. Dicevo clima primaverile, sì, sia qui da noi sia in campo, perché non si vedono grandi scontri, grandi, ma è giusto anche perché essendo molto giovani, insomma. Poi ovviamente nessuno si risparmia da ambo le parti. Assolutamente no, l'Energy sta facendo una partita bellissima. Ancora Colletta, la palla tocca il soffitto del palla De Gasperi, quindi rimessa laterale con Ghina. Il pubblico voleva un fallo. Sì, probabilmente un fallo che non è stato visto. Qui il recupero palla di De Gaudio, bravissimo ancora. Elude l'intervento di Sardella in 2 occasioni. Palla Amoroso che riesce. No, qui è rimasto un po'. L'esperienza. Aveva già il portiere fuori. Per terra aveva il compagno lateralmente. Comunque ripartiamo e riproviamo. Era una bella occasione quella di Amoroso, il portiere era già a terra di fianco davanti a lui, aveva di fianco un compagno, non l'ha servito. Ancora Cornedo che costruisce con proprio Nicola Amoroso, Cailotto, Boschetto. Vuole una palla alta De Gaudio, però è rimasta troppo bassa quella palla. Bravo Nicola Amoroso, andare in pressione su tutti gli uomini dell'Energy. Boschetto, Cailotto, ancora Boschetto, De Gaudio, va l'1 contro 1 con Colletta. Posso dire una nota fuori partita? Dobbiamo fare domanda per i risgabelli un po' più alti. Perché abbiamo purtroppo tutti gli ospiti qui da noi che sono poco sotto la nostra zona visiva. Esatto. Bravo qui Petkovic con il piede sinistro a respingere il sinistro di Colletta, molto velenoso quella conclusione. Molto insidiosa, poteva diventare un assist per il tapis.
di un compagno. Ghina, Quanto a la pressione, colletta, comunque, bravo. vediamo Gaudio troppo stretto troppo leggibile. per il filtrante. Allora Amoroso prova il recupero sul numero 15 Moratelli, altra palla recuperata, Boschetto 1 contro 1, Boschetto tentava Troppo leggero. una giocata su Cailotto che aveva seguito, poi per fortuna del Futsal Cornedo non arriva il controllo di Colletta, quindi rimessa laterale blu amaranto con Narciso, è entrato lui, è entrato anche Joshua Pretto, rimane Boschetto, è entrato anche Cristiano Carta. Vediamo qui l'arbitro. Non l'ho visto. C'è stato uno scontro, diciamo, tra Carta e un uomo dell'Energy. Questo mi sorprende veramente perché Ghina. conoscendo il nostro Cristiano, tutto ha fuorché forza fisica. Ma in realtà è rimasta la palla sotto, è rimasto il pallone sotto il piede, ecco, e c'è stato uno scontro. Ho visto il replay in questo momento, sì. Magari sulla spinta Adesso è caduto male. È caduto male Ghina, probabilmente un colpo alla schiena per lui, che è la zona sulla quale stanno cercando di intervenire il medico. Il nostro dottor Grigolato. Esatto. Un'altra colonna portante di questo Futsal Cornedo, che ricordo a chi ci sta ascoltando, non è solo giocatori, non è solo squadre, è uno staff composto da quasi 40 persone, anzi forse li superiamo, tra dirigenti, medici, fisioterapisti, preparatori atletici, psicologi, non ci facciamo mancare Nulla. Mancano solo nani e ballerine, poi abbiamo completato l'opera. Si rialza nel frattempo Ghina, dolorante ancora alla schiena, il classe 85, quindi uomo di grande esperienza. Palla in avanti a cercare Montrasio, che non trova il contatto col pallone, quindi Joshua Pretto, Zini, Narciso, palla deviata, quindi altra rimessa laterale blu amaranto, 13:54 sul cronometro, il risultato è 3-2 per gli ospiti. Joshua Pretto, Narciso, questa fase a sinistra, Zini col suo mancino gioca su Carta, quindi su Narciso, ancora Carta, Pretto, palla dentro, Una grandissima imboccata di Pretto, anticipato da Moratelli, ma bella azione anche qui del Futsal Cornedo. L'alta a cercare Joshua Pretto, era un po' complicata per lui una palla così al volo. una classica conclusione che vediamo spesso di Fabrizio Amoroso, una di quelle palle che prova lui. Fabrizio Abbiamo vista una qui al Palla De Gasperi contro gli ospiti del Verona, un gol straordinario. Fabrizio Amoroso, che è uno degli squalificati, è qui con noi in tribuna insieme a Grigolato, Murga, Tibaldo e ovviamente all'infortunato Boscaro. L'Energy costruisce, cerca sempre il pivot, Montrasio bravissimo nella lotta all'1 contro 1, qui viene esteso secondo gli arbitri da Carta, arriva il primo fallo, c'è anche richiamo al portiere per aver buttato via il pallone. Quindi primo fallo del secondo tempo per le due compagini. E tanto per risvegliare un po' l'ardore agonistico di questa gara. Odierna dentro Montrasio che cercava uno scarico su Capitan Sardella, capito però da Pretto.
e rimessa laterale di nuovo per gli ospiti. Moratelli vuole Sardella da fuori col mancino e poi Montrasio che non riesce a dare potenza, e allora Petkovic a cercare Zini prova il recupero alto, bravissimo, ancora poi riceve una manata in faccia Cartellino giallo. e c'è giallo. Vediamo anche il replay, mi sembrava involontaria. Sì. Assolutamente involontaria la mano. Nessuna volontarietà su questo contatto, poi l'arbitro ha deciso anche per il cartellino. Sicuramente il fallo c'era, anche se involontario, l'ha toccata con la mano sulla faccia. È rimasto... Forse non c'era il giallo. No, forse il giallo poi eccessivo, primo fallo della ripresa dell'Energy. Il giocatore ammonito è il numero 7, classe 95, D'Amico. Punizione allora con Pretto che va lui direttamente sulla porta. Palla esce, La palla quindi sì. fallo laterale. Sarà fallo laterale, non angolo, perché la palla ha toccato il pallone, il soffitto del Pala De Gasperi. Che è bello alto, perché siamo circa a 10 metri. Allora rimessa battuta Joshua Pretto, bella Grande parata. l'idea. Una grande parata del numero 33. Bella l'idea su Narciso, lo rivediamo il replay, Sì. tesa dentro, ma Sì, è stato anche attento. La Sì. letta prima, sì. È stato molto attento Casassa, estremo dell'Energy. Joshua Pretto, Joshua una palla scaricata. Narciso. Però un po'. bravo ancora Casassa comunque, e poi Montrasio e Petkovic che si salva. Miracolosamente. Non c'è respiro in questa fase, è un'azione dopo l'altra. La palla viaggia cost to cost. Rivediamo lì la conclusione di Narciso che rientra, calcia sul primo palo, bravo e anche un po' fortunato Casassa con la palla che rimane lì vicino, e Montrasio ci prova anche lui al volo d'angolo, anche questa volta all'alta. Narciso, attenzione a queste Ripartenza palle da basso. basse, sì. Zini prova lui ad andare da solo, Zini, tenta anche un dribbling, Dribbling di troppo forse. poi non gli è uscito benissimo, e qui c'è fallo di Narciso a palla lontana, secondo fallo Cornedo sul numero 15 Moratelli, quindi. Però il fallo probabilmente c'era, però dimostra personalità, non l'ha lasciato andare l'avversario dove voleva, e per un ragazzo così giovane aver già questa predisposizione alla lotta, al sacrificio, è una cosa che per noi è molto valida. 12:05, sempre 2-3 qui al Pala De Gasperi per l'Energy Saving. Io guardo anche China che continua a toccarsi la schiena, quindi quel colpo Il colpo l'ha subito, l'ha sentito. sono passati ormai diversi minuti ma ancora lo sente, ha smorfie di dolore ogni qualvolta che deve effettuare uno scatto, quindi non sta bene il numero 14. Aia. Qui c'è recuperato proprio Ghina, ancora non ce la fa, Male. chiama il cambio, il colpo lì ad altezza fianco Kocic probabilmente, non lo fa giocare bene. Prova Cristiano, Non dai gol. non è gol secondo gli arbitri. Ancora allora recuperato di Zini ancora Cristiano, carta, no non è lui, ma il numero 2 Narciso che ha Una calciato alto. clamorosa traversa comunque. Sì, c'è stato un incrocio di pali. abbiamo visto adesso, sono quei gol che l'incrocio, la palla tocca la linea, da qua è difficile capire se è gol o no. I tifosi blu-amaranto chiedevano a gran voce la segnatura della rete, però non di questo avviso sono i direttori di gara. Allora rimane in zona difensiva, offensiva per il Cornedo il pallone. Sardella anticipato ancora da un eroico Cailotto oggi. Eroico è la parola giusta. Quanti anticipi abbiamo visto fare
D'altra parte un pivot o lo anticipi o lo subisci, c'è poco da fare. Qui parte anche Goro Cornedo. Parte il sesto uomo. Attenzione ancora, Cairotto al volo, stavolta lo specchio l'aveva trovato e come, Ha trovato lo la vediamo schiena. nel replay, però la palla troppo Ha centrata trovato anche la schiena di un avversario. e c'è Un time out Time out. chiesto dalla squadra ospite. Una bellissima partita, un gran bel atteggiamento dei nostri giovani ragazzi. Oh, se fa quel gol lì lo vendo subito. Io vendo al presidente. Cioè, se il ragazzino fa quel gol lì te lo vendo. Oh, non li fa neanche quando fa i tocchetti in allenamento. Ah, lui tecnicamente è fortissimo. Calma. Domani c'è un altro giorno. Calma. Oh, si agita, mai l'ho mai visto arrabbiarsi, mai agitato. Sì, Cristiano Carta è uno di quei ragazzi che hanno un carattere mite, no? Apparentemente mite, però poi sul campo trasmette, tira fuori. Tira fuori le unghie. Ha tentato questa conclusione da fuori, quel gol dentro o non dentro non lo sapremo. Ora recupero alto di Zini che non riesce, ancora però Zini non molla e va a recupero alto. Anche Leonardo mi sento di dire oggi grande partita fino a questo momento. Sì, la sta interpretando nel migliore dei modi, sapendo di dover aiutare tutta la squadra. Questa è pericolosissima. Ancora Sardella, la palla Pericolosissima. mamma mia. Questi palloni a cercare i pivot alti. E noi non abbiamo nessuno di quella misura lì. L'avevamo tanti anni fa, se ti ricordi. Buon Ciccio Donato. Sì. Amoroso, è rientrato anche lui, 1 contro 1. Moratelli sul sinistro, prova anche lui, trova solo l'esterno della rete. Siamo quasi a metà anche della ripresa, sempre 3-2 Energy. Altro recupero riuscito al Cornedo, adesso con Amoroso, Poschetto, ora riparte da dietro con Cailotto, Achi del Gaudio, con calma ragiona, Cailotto del Gaudio, Sardella chiama il pressing, male. e qui errore del Gaudio, nel tentativo di cercare il compagno Amoroso sul lato sinistra. Tra l'altro non dobbiamo dimenticarci che questa squadra, questo gruppo, oltre a tutti gli impegni che già sono presenti, martedì dovrà essere ad Asti per il secondo turno di Coppa Italia, quindi anche le energie sicuramente vanno usate. Sì, poi arriverà anche la semifinale di Coppa Divisione il 17 marzo qui in casa, quindi veramente si gioca 2 volte alla settimana da qua fino a fine mese. È lunga e molto complicata. Adesso c'è un infortunio. Sardella è rimasto a terra, sì. Semplicemente stanchezza, vediamo. Probabilmente crampi, vediamo. No, Campi non mi pare. Non hanno ancora chiamato il medico, quindi adesso sì. Adesso viene chiamato. Non è una botta neanche. Boh. Ma probabilmente attendevano di capire se potesse essere un crampo, ma vediamo, adesso fa segno ok col pollice, quindi dovrebbe farcela. Cailo va a scusarsi per l'intervento. È una semplice. Forse un pestone. Sì, pestone, forse una botta, sì. I Brianzoli che ricominciano quindi con un fallo laterale in fase di difesa.
Ah, che brutta palla. Alla lunga, per fortuna troppo per Moratelli. Pericoloso perché nessuno dei nostri Aveva seguito. Sì. Amoroso ancora contro Moratelli, ora era doppio Montrasio che va al recupero, scodellata a sinistra Previtali e bravissimo Pekovic su Moratelli, eccezionale nella lettura della giocata. Rivediamo ancora un grande intervento. Montrasio, Previtali e Moratelli con la chiusura di Pekovic. Ancora Moratelli, Montrasio, Moratelli, palle fuori, rimessa era un po' Amaranto. incartato prima purtroppo Nicola nel tentativo di saltare il diretto avversario. Siamo di nuovo Difesa schierata dell'Energy, a Cornedo che prova a giocare la palla, Pacchi del Gaudio, spalle alla porta, Suola, si gira e calcia, deviazione, rimessa, vuole provare anche qualche giocata individuale Pacchi del Gaudio. Deve essere più convinto, ma ha speso tantissime energie martedì. Non dimentichiamo che abbiamo giocato contro la seconda in classifica della Serie 1 e quindi è stato un dispendio fisico e soprattutto nervoso. È stata una vittoria storica, lo dicevi prima, non è mai successo che una squadra di A2 batta in Coppa Divisione una squadra di A1. E approdasse alle semifinali è la prima volta proprio che arrivasse in semifinale. Esatto. Abbiamo visto martedì come il Padre Gasperi può fare anche la differenza in questo senso. Certamente sì. Non è facile venire a giocare qui. Altra rimessa Energy, Vitali gira, attenzione, bella questa giocata con l'inserimento da parte di Nasta. Conclusione, tutto giusto tranne il tiro. L'azione è stata veramente bella. Ma sono le loro situazioni di gioco importanti che sviluppano molto bene. Ora rimessa sempre Energy, Previtali, Nasta, Previtali, tenta una palla a cercare Montrasio che rimane fermo e allora Cornedo recupera e partono loro con la palla lunga su Del Gaudio. Ora fase non bellissima. Mamma mia che rischio. Qui attenzione, ha rischiato tantissimo l'Energy. Montrasio riesce ma poi la perde, allora 1 contro 1 con Amoroso e Previtali. Amoroso! Ma che gol di Nicola Amoroso! Che gol Lele! Incredibile. Mi sto stropicciando gli occhi. Attenzione ragazzi, quello che stiamo vedendo. Amoroso, ricordiamo classe 2008. 3-3 e per Nicola Amoroso è anche il quinto gol in questa A2. Attenzione Pacchi del Gaudio! Ci siamo, palo di Buzza al Cornedo, stiamo vedendo una grande... Questo è Cornedo ragazzi, questo è Cornedo! Stiamo vedendo una grande ripresa. Ed ora tutto da leggere, questi 7 minuti e 15 che mancano al termine del match. Qui c'è intervento di Pacchi, pressione alta, terzo fallo. 7-0-8. È lunghissima ragazzi. È ancora molto lunga. Illudiamoci. Ma già il fatto che siamo in vantaggio è incredibile.
E quindi da 0-3 a 4-3 qui al Pala De Gasperi, ancora Narciso, pressione alta, Pacchi del Gaudio cerca Boschetto una giocata sul lato opposto con Narciso, qui attenzione Pacchi, ancora lui, si supera Casassa, mette in angolo. Wow, che bella ripresa Lele. Non ho parole, ho perso della voce. Sì. Mi sa che tra un po' abbandono Lele, la cronaca. hai lasciato la voce, ma oggi è così. Ancora una giocata al volo su angolo, non riuscita, palla che tocca ancora il tetto del Pala De Gasperi, quindi è rimessa laterale, già giocata veloce. Energy costruisce, Casassa. Palla lunga inevitabile. Qui ha provato Colletta l'euro giocata e noi qui l'abbiamo vista fare da Cainotto un paio di anni fa. Un paio d'anni fa abbiamo visto un gol Proprio così. alla Cristiano Ronaldo. Esatto, proprio così. Con i debiti in proporzione. Sì, ovviamente. Ora ancora Casassa con le mani, costruisce con Moratelli. Attenzione, Sardella non conclude ma va ancora su Colletta che voleva servire proprio Sardella, palla ancora respinta la difesa blu Amaranto, ancora Sardella, stavolta l'occasione esce male, il sinistro finisce altissimo, rimessa ancora laterale con Zini qua sotto, dentro Pretto, dentro Narciso, dentro Cristiano Carta, proprio lui da pivot prova a tenere in campo una palla, non ci riesce, l'ultimo tocco è comunque di un giocatore Energy Saving, allora Zini, Cristiano Carta tiene lui, prova a rientrare sul sinistro, due deviazioni, Casassa blocca e viene dato fallo e giallo a Zini. Quindi... colpito l'avversario quando la palla era già stata lasciata, quindi corretta la decisione arbitrale. È il terzo ammonito del match dopo D'Amico e Pacchi del Gaudio, il secondo quindi di casa. Ecco, questa è una delle lotte che su cui dobbiamo migliorare sicuramente. Pretto in anticipo su Sardella, indietro per Petkovic, palla lunga a cercare ancora Joshua Pretto che sfiora solo di testa. Sardella, palla in avanti, adesso da pivot c'era Colletta, anzi no, D'Amico, Narciso riesce a passare quella palla, poi Zini prende un'altra rimessa laterale. Rischiamo tanto però nei disimpegni. 5-0-6 al termine, 4-3 Futsal Cornedo, da 0-3 a 4-3. Amoroso, Petkovic sul sinistro, bella per Joshua, Pretto che si trova in difficoltà, non può fare il retropassaggio e quindi decide di giocarla fuori. Bravo qui Amoroso, c'era anche forse un intervento palloso su Joshua Pretto, ancora Amoroso trattonato dal numero 7 D'Amico, l'arbitro non interviene, quindi sbagliando questa volta. Quindi c'è solo rimessa laterale per il Cornedo. La tenuta è evidentissima. Sì, da qui sembrava abbastanza evidente, ma credo la nostra parola non conta molto. Del Gaudio per Amoroso, ancora Amoroso, viene salvato tutto e poi si lascia un po' cadere qui. Sceneggiata. Un po' cadere qui. Permettetemi di dirlo, sceneggiata. Diciamo che c'è un po' di contatto, ma non giustifica una caduta di un uomo bello impostato come Sardella.
ancora Pachi del Gaudio, non lo buttano giù, Zini dentro e poi c'è rimessa laterale, Futsal Corneno in zona offensiva, 4:27, il cronometro vola. Zini retto, palla persa, bravo ancora Zini al recupero, no, dice che è fuori. Sì, era fuori la palla. Palla è fuori. Sì. E qui dove siamo noi facciamo veramente molto fatica a vedere. Cioè, abbiamo tanta di quella gente in piedi qui che... Abbiamo un muro umano davanti. Abbiamo un muro. Montrasio, suolata all'indietro, cercare ancora Colletta. Montrasio viene pretto distante, allora si va dalla parte opposta d'Amico per Montrasio. Attenzione Pachi del Gaudio, attenzione anticipo Colletta, ora 2 contro 1, Montrasio, Zini, ancora Zini. C'è anche fallo. Decisione ineccepibile. Da parte di Montrasio. Secondo fallo quindi del secondo tempo per l'Energy Saving. Pachi del Gaudio, Amoroso, 1 contro 1 con Odierna, riesce a saltarlo, Amoroso dentro, Pachi non aveva seguito tutto, Zini allora, Zini per Amoroso, aia, attenzione ripartenza, 1 contro 3, bravissimo ancora il numero 15 Moratelli, non trova la possibilità di passaggio o di tiro, allora Colletta, Montrasio, Colletta da fuori. Tiro non esce bene a Colletta, altra palla in avanti, Zini non controlla, ritmi veramente forsennati in questa fase in cui l'Energy cerca il pareggio, il Cornedo vuole provare anche a trovare il quinto, ancora ci prova ancora Colletta e ancora Petkovic, poi del Gaudio, Zini e attenzione all'errore, mamma che rischio qui, Zini stanchissimo. Zini è uscito infatti. È uscito perché non l'ha vista bene quel passaggio. Questo era un calcio d'angolo. Attenzione, portiere fuori. C'è il palo interno sul cambio portiere giocatore in movimento. Ha provato Amoroso e ha trovato solo il palo a porta vuota. E quindi il portiere in movimento adesso per l'Energy alla ricerca appunto del pareggio. Moratelli 2:17, Moratelli, palo anche dell'Energy Saving, grande occasione, poi c'è recupero alto ancora da parte degli ospiti, Brianzoni alla toccata, palo laterale, l'uomo di movimento è D'Amico, il numero 7, portiere di movimento, 2:03 sul cronometro, Un'eternità. Colletta, Sardella, Moratelli è di qua con Montrasio e col 7 D'Amico, quindi altra parata di Petkovic sul tiro da fuori di Colletta, ora Moratelli dal lato gioca con Colletta, con Sardella, D'Amico ancora Colletta, Sardella provano a costruire con l'uomo in più, vediamo anche il Cornedo come si comporta in questa fase, Moratelli, Montrasio, bisogna chiudere tutti i possibili inserimenti laterali, qui Sardella, conclusione alta e Petkovic tenta una palla lunga a cercare Pachi, lunghissima, 1:24, viene chiamato il pressing alto ovviamente al Cornedo per cercare di non fare il cambio del portiere di movimento, ma avviene, 1:16, 1:15, il cronometro scorre per l'Energy che ha la caccia del pareggio, qui non si capiscono D'Amico e Sardella, quindi ragiona e respira la squadra di casa, Lele finale emozionante. Non ho più voce. Abbiamo lasciato la voce di Lele a riposare per questo finale, questo è il retropassaggio però, questo è il retropassaggio. L'ho fischiato.
infatti la fischiata. Questo retropassaggio netto, perché avesse voluto spazzare, spazzava assolutamente non verso lo specchio della porta. Ha commesso un'ingenuità clamorosa a un minuto dalla fine. Potrebbe essere la soluzione giusta ed è il time out anche sì, per la ovviamente viene chiamato time out da parte di mister De Andrade per capire come impostare a questo punto la situazione che si sta creando. Quindi Lele, ci sarà questa punizione dal limite, no? Di seconda. Allora, ti dico cosa farei io. Io non cercherei nessun schema, nessun movimento. Un mancino che buca, portiere, difensore, spacca la traversa, la palla esce dalle scorrevoli e va fino in piazza Cornello. Grazie Presidente. No, non è finita. Non è finita, c'è ancora un minutino. Presidente, stiamo salutando il Presidente dell'Energy che è qui con noi. A voi sì, a voi sì. Che ha guardato con noi qui nella nostra piccionaia, noi chiamiamo. Abbiamo avuto l'onore di avere il Presidente dell'Energy. Comunque soddisfatto anche da quello che ha visto da parte dei suoi oggi. Sì. Il cuore corneto però, posso dirlo, un grande orgoglio. Non muore mai. C'è qualcosa che nell'aria proprio che sta funzionando, che sta girando. In questo palazzetto vecchio, fatiscente, datato, obsoleto. Vediamo, siamo magico. a vedere questa punizione con Pacchi del Gaudio. Ci prova Amoroso col sinistro, c'è angolo. Una buona palla per noi. Va bene. A 50 secondi. Per il Cornello va bene. Palla che resta in zona pericolosa. Viene chiamato ovviamente un possesso bravo qui a inserirsi Pacchi del Gaudio da destra verso il centro, altra deviazione, altro angolo, 57 secondi al termine della partita. Cailotto allora per Petkovic, alla lunga a cercare ancora un uomo che non c'è, Sardella si appoggia con le mani su Narciso, si gioca, è entrato, non c'è cambio portiere. Cazzo, viene fischiato. Scusate le piccole. Sì, no, abbiamo visto tutto noi, eravamo qui, non c'è stato cambio portiere, adesso ovviamente c'è ammonizione e espulsione per il numero 7 D'Amico che era già ammonito. Devono giocare il 4 forse, vediamo cosa decidono, forse si gioca, non era ancora entrato quindi non è adesso capiamo anche noi adesso. No, li vedo in 5 in campo. Ok, sono in 5 quindi allora sì. No, sono in 4. Oh! Scusate, ragazzi seduti. Oh! Non vediamo il cazzo. Fabrizio! Allora adesso in realtà stanno cercando di capire proprio questo, perché in campo ce ne sono 5, quindi evidentemente non è stato dato l'ingresso del portiere, quindi del cambio, e quindi viene tenuto il quintetto in campo. Attenzione, 38 secondi, attenzione, ancora Sardella col colpo di testa. Viene chiamato proprio il fatto che siano in 5 che non dovrebbero, ma a quanto pare c'è un po' di confusione anche sullo stato della situazione. Petkovic, 8 secondi, 7 del Gaudio. Ultimo attacco, Sardella da fuori, un secondo, è finita, Lele, è finita. Un'altra impresa Cornello, incredibile. Diciamo che in questa settimana, Lele, abbiamo visto delle cose pazzesche, dall'impresa in Coppa Divisione, col passaggio in semifinale, mai avvenuta nella storia della Coppa Divisione di una squadra di A2 che batte una squadra di A1, e oggi Cornedo che batte
l'Energy, squadra veramente forte, che sta lottando per entrare nei playoff con un roster super rimaneggiato. E allora io vi saluto perché devo esultare con i nostri ragazzi. Esatto. Un grazie a tutti e un buon futsal a tutti voi. Sì, vi lasciamo e ci vediamo fra 15 giorni qui dal Pala dei Gasperi, finale Futsal Cornedo batte Energy Saving Futsal 4-3 e buon weekend a tutti gli amici che ci hanno seguito su YouTube.